E arriva in questo momento anche il fischio, è cominciata Cybert Elaniene Italian Coffee Petrarca. Perde un po' l'effetto sorpresa ora Sanna di prima, impreciso. Ora arriva all'improvviso la rete di Sardella, che ha approfittato di una palla alta e in girata ha trovato un ottimo gol, una grande rete che porta il Petrarca Padova in vantaggio. Masoni la tocca per Alemao, per Sanna, forse tocco di braccio, protestano tutti, protesta tutto il palazzetto. Prova la botta Taloni del Pizzo, inizia l'azione, Moretti, pressione di Anas, la mette dentro per Sanna che trova il pari sulla grandissima giocata di Anas, che ha recuperato il pallone, ha visto dentro il suo compagno e Sanna spietato ha portato la Cybert Elaniene sul pari 1-1. Anas in scivolata, la tiene viva Anas, può andare il dribbling al portiere e Anas trova una grande rete, recupera palla in scivolata, salta il portiere e insacca la rete del 2-1. Tira addosso a Schirina, forse tocco di braccio, tutto regolare. Masoni si impegna, la palla rimane lì, attenzione a questa azione e il Padova trova la rete del pareggio all'improvviso con una grandissima giocata in velocità, un'imbucata centrale, erano due lasciati soli davanti a Joao Tim che non poteva fare nulla in questo caso. Il Petrarca Padova trova la rete del pari quando mancano 3 minuti e 57 secondi alla fine del primo tempo. Lui la recupera con un guizzo incredibile, poi arriva Schirina, anticipa il suo avversario, arriva palla Schirina, Liv, Alemao, palla dentro per Sanna, ripalla Rimanelli, ancora Sanna, Schirina di prima per Sanna, palla in mezzo, la palla rimane lì e Anas trova la rete del 3-2 grazie a una carambola. La giocata di Sanna illuminante nel centro area e la zampata vincente in due tempi di Anas. Spazio, può calciare, serve Vitale, entra Vitale, la palla rimane lì e il Padova pareggia con Sardella, pareggio immediato nella formazione di Giampaolo. Tutti, arriva Schirina, Sanna per Schirina, e poi arriva il triplice fischio al Palatulib, finisce 3-3 tra Cybert Elaniene e Italian Coffee Petrarca.